Fermo ai cancelli della Maus. Gli operai in sciopero da 2 settimane a sorvegliare che da lì questo camion non passi. Dovrebbe imballare un macchinario da spedire negli Stati Uniti, spiegano, ma il loro futuro è a rischio e quindi niente entra, niente esce. È palpabile la tensione all'interno del piazzale dell'azienda meccanica di Campodarsego, specializzata nella produzione di grandi macchine utensili. 2 anni fa il concordato, da allora un susseguirsi di professionisti a guidare l'azienda. Da 2 mesi l'amministratore delegato Roberto Clamar è sua la firma sulla richiesta di mobilità per 14 persone. Mi lascia dire una roba? No, mi scusi, perché no la cassa integrazione? Gli amministratori delegati degli ultimi 2 anni hanno distrutto l'azienda e oggi l'amministratore delegato chiede il conto ai lavoratori presentando una lettera di licenziamento, una procedura di licenziamento collettivo. I numeri parlano chiaro, ma questo non vuol dire che non si può seguirla in una certa maniera e noi intendiamo che non si può lasciare per la strada 14 persone. Ma perché non avete fatto un piano diverso invece di fare 15 licenziamenti? Discutevate. Perché non avete parlato con il sindacato? Diciamo ragazzi, abbiamo dei problemi qua. Io ho chiesto di parlare apertamente delle cose, mi è stato detto che non si parla finché non ritiro la procedura di mobilità. Io non ritiro la procedura di mobilità, è la mia scelta e la difendo. Sul piazzale dell'azienda arrivano anche il sindaco Mirko Patrona, accompagnato da 2 assessori del comune di Campodarsego. Una trattativa che in questo momento non vede alcuno spiraglio. Tutto rimandato all'appuntamento di lunedì a Venezia, a una manciata di giorni da quello che si profila un Natale amaro.